Bianchi, ci spieghi bene quanto avete raccolto, chi li date, dove li mettete, cosa fate? Sì, uno dei nostri punti di programma era quello che ci saremmo tenuti uno stipendio di un certo livello, anche le spese per i trasporti, gli spostamenti sarebbero state tutte rendicontate, quello che rimaneva lo avremmo restituito in qualche modo ai cittadini, nello specifico per interventi per le piccole e medie imprese. Così abbiamo detto, così abbiamo fatto e una delle prime attività appena arrivate in Consiglio è stato quello di trovare un fondo, una legge, qualche cosa che già esistesse in modo da non andare a inventare l'acqua calda e abbiamo individuato questo fondo sviluppo che è un fondo istituito dalla Regione che attraverso dei bandi dà dei contributi alle imprese, piccole e medie imprese, per espandere la loro attività. Noi su questo fondo restituiamo più o meno 2 volte all'anno quello che rimane, cioè quello che non ci tratteniamo degli stipendi e abbiamo superato gli 800.000 euro. Le graduatorie e le assegnazioni sono pubblicate sul sito della Regione, noi non lo sappiamo a chi vanno, c'è una commissione che valuta le domande presentate e in base ai requisiti e ai progetti presentati poi eroga questi finanziamenti. Stiamo appunto aspettando di fare la restituzione del nostro primo milione.